Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock it two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a coloro che sono qui presenti, tanti giovani, età media tra i 16 e i 17 anni, anche qualche diciottenne, sentivo prima. Benvenuti a questo incontro che oggi ci vedrà, affrontare un tema con i nostri ospiti e interloquiremo comunque anche con voi ragazzi che siete qui presenti numerosi e soprattutto cercheremo, di interagire, o meglio, di rendere partecipi coloro che ci seguono da casa attorno proprio a questo titolo che abbiamo pensato e creato per affrontare un tema anche spinoso per certi aspetti, ma soprattutto legato all'uso corretto delle tecnologie. Per cui l'abbiamo intitolato Dal benessere digitale al digital detox. Ma cosa significa questo? Significa, come tutte le cose, che l'uso delle tecnologie dà grandissime opportunità, dà grandissime occasioni di accedere a contenuti, a cose che io, nato analogico, non avevo. Adesso vi presento anche chi sono. Ma come tutte le cose, come dicevo prima con qualcuno di voi, anche se l'auto la porti a 200 all'ora, forse rischi di sbattere. Anche con le nuove tecnologie il rischio è quello di usarle in maniera non proprio corretta. Oggi abbiamo qui con noi Gregorio Ceccone, che è alla mia sinistra. Grazie dell'applauso. Gregorio è un pedagogista, è uno dei fondatori e ho anch'io l'onore di farne parte di Social Warning, che è l'associazione che si occupa di diffondere l'uso del digitale in maniera corretta, dando le attenzioni a quelle che sono i pericoli, ma soprattutto dando conoscenza delle opportunità, e che sta portando avanti anche il sostegno alla diffusione di un diritto che è l'accesso a internet e anche il diritto della cosiddetta cittadinanza digitale. Dopo diremo cos'è, di cosa significa questo e perché io analogico generazione X per 8 giorni, giusto? Quindi sanno anche da casa la mia età, chissà come si definiscono le generazioni. Non sono un boomer, ma per 8 giorni, ok? Invece, nascendo digitale, dicevo prima che avevo il telefono ancora con la ghiera che ruotava. Detto questo, abbiamo sempre alla nostra sinistra Gregorio uno studente, uno studente dell'ENAIP di Verona, e mi fa molto piacere perché dialogheremo anche con te, e dal punto di vista proprio della sua esperienza da giovane, Nicolò Panepinto ci dirà che uso ne fa un po', vi rappresenterà. Okay? E avremo inoltre la possibilità di dialogare con altre 2 persone, in particolare una cosa che mi ha colpito molto, di Gavino Puggioni, che si è inventato un'azienda che dà le opportunità a coloro che ne abusano dei mezzi o comunque che ne fanno un uso massivo anche dal punto di vista professionale, di passare un po' di tempo non assillati dal digitale, o meglio per disintossicarsi. Dopo capiremo da cosa e perché. E in più avremo un collegamento da New York, quindi sarà online come Gavino, con Davide Dalmaso, che è il fondatore del movimento etico digitale Social Warning, che è impegnatissimo proprio nel diffondere queste che non sono teorie ma buone prassi nell'utilizzo
della tecnologia. Io chiamerei subito in causa appunto Gregorio, perché con Gregorio abbiamo condiviso un percorso anche bello, simpatico. Può essere che qualcuno di voi recentemente abbia partecipato a delle dirette su Twitch, non so se per esempio i qui presenti ragazzi hanno avuto possibilità di seguire su Twitch in classe, quindi con il vostro docente. Vedo la vostra docente che mi sta facendo ampi cenni, esatto, di sì. Quando abbiamo trattato con Oscar di Montigny recentemente, con Davide stesso e gli altri invitati, proprio il tema della in occasione della giornata europea della cittadinanza digitale. Gregorio, è un tema, quello delle tecnologie, bello, a me affascina tantissimo, sono un appassionato, sono un curioso, però ci stiamo rendendo conto che le tecnologie possono essere utilissime, ma anche, come dire, impegnare talmente tanto la nostra vita da venirne immersi, quasi sommersi. Io tra l'altro sono un sostenitore dell'uso delle tecnologie in aula, quindi per favorire la didattica, per migliorare l'apprendimento. I ragazzi che sono qui presenti tra l'altro ne fanno un uso importante, perché fanno parte di un progetto dove Apple, quindi avete il supporto degli iPad, col quale stanno praticamente fruendo di contenuti didattici. Il tuo punto di vista rispetto all'uso delle tecnologie, magari ci spieghi anche un po' cos'è il movimento etico digitale, e come vedi l'utilizzo di questo tipo di tecnologia all'interno delle aule, visto che è il tuo pane quotidiano anche. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Io sono appunto Gregorio Ceccone, sono un educatore, un pedagogista che tratta appunto il tema dell'educazione digitale. Allora, cominciamo. Che cos'è che prima citavi, appunto, Social Warning e il movimento etico digitale? Cos'è che sono? È un gruppo di circa 200 formatori diffusi in tutta Italia, che hanno come missione, come obiettivo, quello di promuovere l'utilizzo consapevole del digitale. Cosa vuol dire utilizzo consapevole del digitale? Vuol dire non solo parlare dei pericoli, dei rischi, tutte le cose negative che indubbiamente ci possono essere, ma mettere anche in luce i vari aspetti positivi. Una caratteristica appunto di questa associazione è che siamo tutti degli appassionati di tecnologia. In realtà di educatori pedagogisti siamo veramente in pochi. In realtà tutti i ragazzi di cui fanno parte rispetto a me, sono molto giovani, perché io ho 43 anni, perciò anch'io faccio parte della generazione X, però tutti i ragazzi sono nell'età media 25 anni dei nostri formatori, e sono tutte quante persone che tramite soprattutto la comunicazione digitale e social media marketing hanno trovato una chiave per costruire il loro futuro professionale, il loro presente professionale in realtà. E già questo è un indicatore di come la tecnologia, può sembrare scontato, ma nel 2022 non è che forse ne siamo immersi, ne siamo assolutamente immersi. Lo vediamo in un contesto come quello che stiamo vivendo, ma anche nella nostra quotidianità. Cioè, siamo sempre con un cellulare o in mano o in tasca, difficilmente ci allontaniamo di più di 30 centimetri nell'arco della nostra giornata da uno smartphone, è sempre vicino a noi. Però appunto questo strumento può essere sicuramente un alleato nelle relazioni personali, un alleato nel mondo del lavoro, un alleato anche a livello anche di riscatto, di rivalsa anche, cioè una cosa anche molto interessante che stiamo osservando con i social media. Vediamo TikTok forse per antonomasia da questo punto di vista, come anche molti ragazzi e molte ragazze stiano utilizzando questi social anche per promuovere chi sono e quello che fanno, e perciò come anche un social ritenuto solo di intrattenimento in realtà non sia così, ma si sia evoluto in qualcosa di assolutamente interessante. Perciò per questo anche come attività didattiche, educative con Social Warning, quello che cerchiamo di fare anche è promuovere, di rompere un po' gli schemi. Per esempio abbiamo fatto queste dirette Twitch da un po' di anni che le proponiamo. La prima diretta Twitch era con dei gamer, dei pro gamer, c'era Kuro Lili, Terenas, Kafkania,
Kurulik, Trenas e Kafkania, c'erano loro tre. Vedo che qualcuno sorride perché probabilmente sono conosciuti, molto Chi conosciuti. lo sa, sì, beh, Terenas, anche parlando di lavori del futuro, che può sembrare una cosa particolare, Terenas è un commentatore di partite a livello della squadra nazionale di League of Legends. Qualcuno di voi conosce League of Legends? Ah, ok, qualcuno ci gioca? No, però sapete che cos'è. Ci hai provato, ok, insomma. Conosci? Ci giochi? Grande. Sei un pro gamer? No, quasi. C'è qualcuno che non è convinto sulle tue doti, ma fai bene. No, questo per spiegare, anche questo era un lavoro che era veramente impensabile fino a pochi anni, cioè pochi anni fa. Cioè fare il commentatore della nazionale italiana di un videogioco, cioè sembra fantascienza. E questo appunto ci racconta come anche il mondo del digitale sia cambiato tantissimo, ed è importante parlare delle opportunità, perché forse anche il rischio maggiore è quello di parlare solo dei pericoli, solo delle cose che non vanno e perdere quello che c'è di buono. Sicuramente un elemento da tenere, come si può dire, a mente di quando parliamo del tema anche del benessere digitale è anche poi questo come va a influire sulla nostra giornata di tutti i giorni. Per esempio, sempre con Social Warning abbiamo fatto anche una ricerca che serve anche per studiare quali sono le abitudini dei giovani italiani, perché appunto facciamo interventi in tutta Italia, quali sono le abitudini dei giovani italiani rispetto all'utilizzo del social. Ecco, in questo caso hai qualche dato? Sì, allora diciamo un dato interessante anche sull'utilizzo è che in realtà l'utilizzo verso le 4-5 ore è di questi 10.000 questionari che abbiamo somministrato, un 20% dice che sta tra le 0 e le 2 ore, un 40% dice che sta tra le 2 e le 4 ore e un altro 40% dice che non ha limiti, che può utilizzarlo quando vuole. Che questo è un dato che è interessante perché il nostro campione è ragazzi da 14 a 18 anni, questo è, come si può dire, un campione sicuramente è un dato interessante, perché il fatto di non avere limiti non è che per forza sia negativo, ma ci dice che ci dobbiamo autoregolamentare. Cioè penso anche a me stesso, Gregorio, quasi boomer no, però insomma di un'altra generazione. Anch'io per esempio utilizzo il digitale tantissimo, cioè il cellulare, la televisione, Netflix, i videogiochi, tutti questi strumenti fanno parte ormai della nostra quotidianità, però la domanda è quanto tempo passo online, quanto tempo passo offline, e questo è un po' la sfida del allora, futuro. Guarda, in risposta di questo, prima ero qua con loro, con i ragazzi qui presenti, e dialogavo con qualcuno di loro. Un ragazzo mi ha fatto vedere, per esempio, che lui un giorno ha usato 8 ore il cellulare in questo caso. Ma quando parliamo di digitale, Gregorio l'ha sottolineato, non parliamo solo dello smartphone, ma di tutto quello che passa attraverso il digitale o usa tecnologie digitali. Sicuramente passa attraverso internet, e poi sapete meglio di me che internet non si diffonde solo via cavo, ma antenne, satelliti. Qui c'è un'industria, le big tech che conoscete tutti, da Google, Apple, piuttosto che appunto le piattaforme dei gamers, eccetera. È un mondo, ed è il mondo che ci gira attorno, comprese le auto, perché ne parlavamo prima proprio con degli esperti a livello europeo di come cambierà l'uso delle auto. Appunto mi diceva, guarda, io l'ho usato 8 ore, ma perché le ha usate 8 ore? Non so, stavi facendo delle ricerche, perché, ed è il punto sul quale mi faceva riflettere questa cosa, che è bellissimo quello che ha detto, guarda, quando sono a casa, sono da solo, è un modo di passare il tempo. Ma gli ho chiesto, ti annoi? No, non è che non mi annoio, sono un po' solo, per cui dialogo con gli altri ragazzi, oppure semplicemente passo del tempo, non so, sul social mio preferito. Delle volte mi diverto, delle volte no. Quindi la domanda è quanto vedi che questi comportamenti influiscono poi sul tema che stiamo affrontando? L'uso del digitale può portare a delle patologie, soprattutto psicologiche, psichiche. Adesso non siamo esperti di psicologia clinica, chiaro, però vediamo quando i ragazzi abusano di questo. Ecco, quanto questo può essere, come dire, un modo
di relazionarsi con gli altri, quindi positivo, le relazioni fanno crescere, quando invece l'utilizzo della tecnologia in questi casi, dalla tua esperienza, può portare appunto alla necessità di disintossicarsi? Allora, una bellissima domanda. Secondo me, quando parliamo di benessere digitale, bisogna tenere conto quali sono anche le 3 dimensioni del benessere. Cos'è che ci fa stare bene? Un benessere di tipo mentale, di tipo psicologico, cioè quanto siamo stressati, annoiati, spaventati, arrabbiati. Un altro benessere è quello di tipo fisico, cioè nel senso quanto stiamo in salute. Il terzo benessere, che è quello che i social e il digitale influisce tantissimo, è un benessere di tipo sociale. Per esempio, durante il periodo di lockdown abbiamo parlato tanto di questa cosa, il fatto di non poter uscire di casa ci faceva stare male, ma non perché stavamo male fisicamente, ma perché non potevamo vedere le altre persone. Questo benessere di tipo sociale, i social network, lo dice la parola stessa, diciamo, riempiono tantissimo questo spazio, perché ho sempre l'idea di essere connesso, e sono connesso, non è un'idea, sono connesso con le altre persone. E questo bisogno, questa dimensione del benessere è tantissimo influenzata. Infatti, cioè, non penso che sia solamente non è una questione solo dei ragazzi, è una questione anche degli adulti. Perché i cellulari vendono così tanto? Perché gli smartphone, cellulare è una roba un po' vintage, perché gli smartphone vendono così tanto? Perché vogliamo i social, punto. Cioè, un dato ci dice che per esempio su Facebook al mondo, ok, social da boomer lo so, ma tipo su Facebook siamo 3 miliardi e mezzo, ok? Su Instagram abbiamo raggiunto i 2 miliardi, su TikTok è oltre 1 miliardo. Questi numeri sono pazzeschi e ci fa capire quanto perciò questo bisogno sociale cioè i social network compensano questo bisogno sociale. La domanda è quando è troppo? La domanda di quando è troppo è quando non riesco, comincia il mio pensiero ad essere ricorrente solo su quello. Si parla anche di dipendenza, diciamo la definizione di una dipendenza da qualunque cosa, da cellulare, da sostanza, dipendenza anche dalle relazioni, e quando comincia a diventare un pensiero fisso e non posso fare niente senza quella sostanza, senza quella persona, senza quello strumento. Perciò mi sento di dire che siamo già forse un po' tutti dipendenti dal digitale. L'esempio di prima, che nessuno di noi riesce a stare più lontano, riesce a stare lontano oltre i 30 centimetri dal proprio smartphone, ce lo portiamo in letto, ce lo portiamo in bagno, ce lo portiamo a scuola, quando siamo annoiati, quando siamo attivi. Questa è un'indicazione che proprio siamo tutti dipendenti, perciò questo è un primo livello che bisogna essere sinceri, bisogna essere chiari. Un altro livello è quando comincia questo utilizzo delle tecnologie, e questa è una domanda che potete porvi solamente voi e che anch'io mi faccio, quando l'utilizzo della tecnologia comincia a non farmi stare più in relazione con le altre persone dal vivo, quando comincia a prendersi altre attività che mi piaceva fare, sport, hobby, quando tutto il digitale comincia a erodere questo tempo, dobbiamo cominciare a pensare che c'è qualcosa che non va, o anche semplicemente un esercizio molto stupido, ma proviamoci, io l'ho provato su di me quando ho fatto il weekend di Digital Detox con Gavino, e di stare lontano dal cellulare, ok, e non dover fare niente, perché quello poi il difficile, per un paio d'ore, stare un paio d'ore senza cellulare, senza far niente. E se il mio pensiero va solamente lì, va solo allo smartphone, alla tecnologia o quant'altro, ecco, forse non dico che siamo dei tossici, che dobbiamo disintossicarci, ma forse è una riflessione che sta prendendo uno spazio forse troppo importante nella nostra vita. Quando comincia a diventare un po' un pallino fisso, l'unico nord della nostra bussola, forse c'è qualcosa che dovremmo ridimensionare. Guarda, questa tua riflessione mi permette. Allora, io uso il digitale professionalmente, quindi come direttore della comunicazione e della promozione va da sé che se non usassi la possibilità di pubblicare notizie e contenuti sui siti che gestiamo piuttosto che sui social, non farei il mio mestiere. Però questo già ne faccio un uso importante riguardo al mestiere che faccio. Poi mi rendo conto che quando sono a casa non riesco a staccarmi. Però io di solito faccio una domanda ai ragazzi, non la faccio a tutti voi subito, la faccio a Nicolò Panepinto, che è un nostro studente del settore informatico, sei al 3° anno, giusto Nicolò? Quindi tra un po' avrai la scelta di mi qualifico e entro nel mondo del lavoro oppure continuo nel settore. Tra l'altro, dicevo prima ai tuoi colleghi, ai tuoi compagni di classe,
che il settore dell'informatica e del digitale è quello che sta dando più opportunità ai giovani, in fortissima crescita. Naturalmente bisogna specializzarsi, però avrete sicuramente un futuro. Ti faccio una domanda che potrebbe far sorridere. La prima cosa che fai quando ti svegli al mattino? Spengo la sveglia. Questo bellissimo, che sarà digitale immagino. Sì. Ecco, perfetto. La seconda? Mi lavo la faccia e faccio colazione. Bene, già questo ci dà un'indicazione che, per esempio, quello che stava dicendo appunto Gregorio non è, o meglio potrebbe non essere, nel senso che tantissimi di noi, e guardo adesso i presenti, chi con molta onestà, chi di voi la prima cosa che fa quando si sveglia guarda il telefonino? Dai, alzate le mani, dai. Vedi, qualcuno c'è. Allora, questo non significa che siete, come dire, da disintossicare, ok. Significa però dovete chiedervi perché lo fate, per vedere magari se l'amorosa vi ha mandato un messaggio, il cuoricino su WhatsApp, piuttosto che vedere cosa è successo a una notizia che stavate seguendo. Se invece è un'abitudine che diventa una fissazione, come qualche domanda è bene farcela. Però per esempio anche lui cos'è che ha fatto? Ha fatto una cosa che viene dal digitale, ha spento la sveglia perché gli dà fastidio, magari tocca spegnerla 3-4 volte giusto prima di alzarsi dal letto, però era digitale, vero? Perfetto. Ecco, un'altra cosa che volevo chiederti, Gregorio, e anch'io un po' introducevo questo, cioè il digitale noi l'abbiamo visto proprio perché sapevamo come era fatto il mondo prima, cioè senza il digitale cosa ci ha permesso di fare, cioè di accedere a contenuti, a un mondo enorme per noi, perché solo per spostarsi dovevi impararti a memoria i nomi dei paesi. Adesso Google portami scusate, in via X piuttosto che al posto Y. Scusatemi, ho un po' di tosse, ma adesso basta dialogare con un assistente virtuale. Che uso ne fai tu di queste tecnologie? Scusate che prendo un po' d'acqua. Non uso assistenti virtuali, però uso Google Maps, che è praticamente esatto. la stessa cosa. Scusatemi perché ho... Ma rispetto per esempio anche all'utilizzo dei social media, social network, è una cosa, per esempio sono curioso, a te è una cosa che utilizzi molto o... Secondo me non molto rispetto ad altre persone, però sì, le uso. E posso chiederti qual è, per esempio, anche qual è il tuo social preferito? Di solito uso TikTok. Di solito utilizzi TikTok. Ecco, domanda anche voi, domanda anche per la platea. Anche quanti di voi utilizzano TikTok? Ok. Instagram? Facebook? Ok, Facebook è da Facebook boomer, è sparito, mettiamolo, è da ok, boomer giustamente. per noi. Ok. O meglio, quando siamo arrivati noi siete scappati voi, giusto? Tutti che ridono. Perché pensavate che per gli adulti andare su Facebook fosse controllarvi i genitori, giusto? Invece non è così. Per gli adulti ormai è diventato un social network, quindi c'è stato un posizionamento di Facebook dai giovanissimi come voi agli adulti. E, mamma mia, e gli adulti si trovano lì. Stanno sbarcando anche su TikTok, ok? Anzi, c'è più di qualcuno, vedo che sempre questi sorrisi che per noi significano conferme, sempre, come dire, queste conferme ci dicono che forse scapperete anche da TikTok. Ma dove pensate di andare? Cioè, ne avete trovati degli altri? No. Ma No. ecco, per curiosità, BeReal lo conoscete? Sì, BeReal, qualcuno di voi ha cominciato a utilizzare BeReal? Ok, tu lo utilizzi. Sì, E com'è secondo te BeReal? Se lo installi con altri amici è carino. Fai una foto al giorno e Sì, vedi però- quello che stanno facendo i tuoi amici. Ok. E secondo te potrebbe aver futuro questo social? Bah, per ora sì, non so come lo manderanno avanti perché non ci sono molti, cioè non penso girino molti soldi, però sembra un'idea carina. Ok. E tu ti sei mai iscritto su Facebook? No, Benissimo. Grazie. Quindi abbiamo visto 50% TikTok dei presenti,
il resto più o meno, forse un 30-35% a spanne, perché vi ho guardato su Instagram. Ma l'altra cosa, quando ci siete dentro a l'ecosistema digitale, quindi a questi mondi, cosa ne fate? Perché è la domanda che poi ci sta sotto. Passo del tempo, mi diverto, mi annoio, mi metto in relazione perché tutti hanno la messaggistica con altri, scopro cose nuove o trollo qualcuno? Ecco, cosa fate? Cosa di solito fai tu? Di solito io su TikTok, per esempio, lo uso per passare il tempo più che altro. BeReal, vabbè, è una foto al giorno, quindi non mi occupa tanto tempo. Instagram invece non lo uso praticamente mai, cioè una volta lo usavo, soprattutto quello. Poi recentemente ho smesso di usarlo perché c'era un sacco di pubblicità e quindi Esatto. ho smesso. Ecco, quindi altro elemento del digitale e quindi bisogna essere consapevoli, l'uso consapevole del digitale, che sappiate che sono gratuiti, è vero, però qual è la ricchezza? Perché attorno ci stanno delle multinazionali, le famose big tech che vi dicevo, sono i dati che noi diamo loro, perché per quanto poco i dati nostri di iscrizione, siamo tracciati, no? Se andiamo a vedere auto mi proporranno appunto la pubblicità di un'auto, se a me piace, non so, i game mi proporranno alcuni contenuti riguardo a questo, quindi sappiate che la ricchezza loro è data dall'uso che ne facciamo noi, dalle informazioni che loro prendono. Sì, come diceva non so se l'avete visto su Netflix il documentario del Social Dilemma, che diceva che quando il prodotto è gratis, il prodotto siamo noi. Cioè, nel senso, basta pensare, come diceva giustamente Sandro, tutti i social sono gratuiti, eppur fatturano queste multinazionali gigantesche. Pensiamo solamente, tra virgolette, solo a Meta, si parla di 30 miliardi di dollari all'anno. Questo come viene fatto? Viene fatto su quanto noi li utilizziamo, e soprattutto ci deve far riflettere che una domanda banale: secondo voi Instagram guadagna di più se noi lo usiamo 2 ore al giorno o 4 ore? 4 ore, perché ovviamente guardiamo più pubblicità, condividiamo più dati. E la stessa domanda potrei come dire, dirvi 4 ore o 8 ore, cioè nel senso, il loro scopo, cioè come sono studiate queste piattaforme, è per farci passare più tempo possibile. E questo chi utilizza TikTok lo sa benissimo, perché io comincio a guardare TikTok, comincio a dire dai, mi guardo 2 video e poi mi trovo in loop a guardarne per un quarto d'ora, 20 minuti, a guardare i video più assurdi, perché TikTok è una piattaforma che funziona benissimo, è un social che è una bomba, perché in realtà si sta mangiando tutti, cioè è quello il social che ha la crescita maggiore. E perché la crescita maggiore? Perché ci intrattiene, come dicevi tu Niccolò, ci intrattiene e ci fa passare il tempo. E quindi sono le domande da porci, perché cercano di farci stare il più possibile all'interno dei social. Per questo motivo siamo una fonte di ricchezza, delle volte a nostra insaputa, perché bisogna dire anche quello, non sono proprio trasparentissimi nell'uso dei nostri dati, e questo è bene esserne consapevoli. Però è anche vero che il mondo lì dentro attrae moltissimo, e attrae talmente tanto, come tutte le cose presentate bene, belle, eccetera, che possono diventare, lo dico, una patologia, però possono diventare delle piccole schiavitù, che un po' alla volta ti portano, e qua lo dico da formatore, lo dice lui da educatore, e forse potete confermarcelo anche voi, ti porta ad avere meno relazioni reali, cioè col compagno che è a fianco, con gli amici, eccetera, e più relazioni virtuali, che significa però comunque essere un po' da soli, perché la relazione diretta tra di voi, lo scambiare, il guardarsi, eccetera, non è sicuramente comunicare attraverso il digitale, in particolare i social, perché il canone linguistico e comunicativo è totalmente diverso. Una pacca sulla spalla non la puoi prendere da uno digitale, tipo al massimo mandare un like, una faccina, eccetera. Quindi c'è chi, e qua non so se è già collegato Gavino Puggioni, dovrebbe essere, chiedo alla regia eventualmente di metterlo in onda,
online, scusate, in onda, vedi, gergo da TV, da generazione X. Vedo che lo stanno contattando probabilmente per metterlo Però, live. se posso, mentre aspettiamo Certo, Gavino, certo. chiedo anche a voi, secondo voi le relazioni online sono relazioni reali o virtuali? Virtuali, però no, a me questa cosa interessa un sacco, perché in realtà anche il digitale è reale, cioè nel senso, io online posso parlare con una persona, posso rimorchiare, posso essere scaricato, posso trovare lavoro, posso fare tutto un insieme di cose, e questo è tremendamente reale, ha un impatto sulla mia vita, ha un impatto su di me, questo è, come posso dire, è inevitabile. Però appunto, come concordo con quello che diceva Sandro, tutta la parte del non verbale, l'espressione, lo sguardo, la vicinanza fisica, tutto questo online non ci può essere, ma questo però non vogliamo screditare il digitale, No, c'è esatto. sicuramente un'opportunità, cioè io penso, faccio un esempio, prima citava, dopo ci sarà anche Davide da New York, ok, che partecipa. Io e Davide ci siamo visti una volta dal vivo, ok? Poi per 2 anni ci siamo sentiti solo online. Poi quando ci siamo rivisti era come si può dire, come se quasi essere amici, perché ci avevamo parlati così tanto, così conosciuti, che abbiamo comunque costruito una relazione, che poi adesso anche quando ci vediamo, cioè ci vediamo anche più dal vivo, però è una relazione che si è costruita molto online. Perciò nel senso anche questo è, come si può dire, è giusto dosare il mondo virtuale, il mondo reale. Esatto, hai ragione, perché quello che tu dicevi poc'anzi, internet, o meglio il digitale, ha permesso per esempio di fare cose che ai miei tempi non erano possibili, trovare un lavoro online, anzi il lavoro è sull'online, che come dire, siamo a un livello incredibile questo. Ai miei tempi si mandava il CV cartaceo, magari battuto sia PC, si curava la forma, si spediva posta stampata, francobollo, si andava in posta, metteva nella cassetta. Adesso, anzi, ci sono le piattaforme nelle quali tu puoi depositare il tuo CV, tipo LinkedIn. Lo conoscete LinkedIn? Qualcuno di voi è su LinkedIn? Nessuno. Non No, ancora. dai, dovete essere anche Non su ancora. LinkedIn. Lì non si cucca, si lavora e basta. Esatto, si lavora e basta lì, esatto. No, però prima questa cosa è interessante, beh, anche io e te, Sandro, è la prima volta che ci vediamo dal vivo. Sì, Abbiamo allora, collaborato ecco, da un paio di anni ed è la prima volta che ci 2 vediamo. anni che lavoriamo assieme, è la prima volta che ci Esatto, stringiamo la mano, fisicamente un la momento mano. storico, la Veramente. carrambata. E sembra che ci conosciamo veramente da sempre, è così. E un'altra cosa che chiedo a te, Nicolò, è una cosa, come dire, legata al percorso che stai facendo. Come ti immagini l'uso del digitale poi sul futuro tuo lavoro? Prima cosa vorresti fare anche con quello che stai apprendendo nelle aule e nei laboratori di ENAIP di Verona? Beh, ora a scuola stiamo facendo programmazione che è strettamente, cioè usa strettamente la tecnologia, i PC, usando anche l'iPad che abbiamo a disposizione a scuola, programmiamo con alcune app e anche online, e comunque anche ora di lavori per il futuro si svilupperanno su quelli che ci sono già, immagino, cioè che usano già ora la tecnologia, e probabilmente si svilupperanno un po' di più. Quindi hai già le idee abbastanza chiare, perché non è da tutti. Ma infatti sarei curioso, ma a te cosa ti piacerebbe programmare, in che ambiente? Beh, per ora a scuola stiamo usando Python, quindi immagino userò quello, a meno che io non impari un altro linguaggio. Ma oltre all'ambiente, giustamente, il termine tecnico è l'ambiente informatico. No, ma forse mi sono spiegato male, ma tipo a te ti piacerebbe lavorare sull'automazione, Internet of Things, metaverso, gaming? C'è qualcosa che dice, secondo me questo qua è una direzione bella e potrebbe essere potente per il mio futuro? Beh, per ora non so ancora in che settore esattamente, però la programmazione, essendo molto vasta, avrò l'imbarazzo della scelta, diciamo. Ma dai, il tuo sogno nel cassetto qual è? Cosa vorresti programmare? Non lo so ancora. Chiamata vocale. E l'altro si sta collegando? Sì,
Ma per esempio anche Nicola nel tuo ambiente, cioè tu come lo vedi anche il tema adesso si parla tanto anche di nuovi sviluppi delle tecnologie, tipo anche metaverso, criptovalute, c'è tutto un mondo molto, come si può dire, frizzante, cioè in questo periodo qua tantissimo. Secondo te quali potrebbero essere delle tendenze per il futuro sul settore informatico che potrebbero prendere forma e concretizzarsi? Ora non sono abbastanza esperto per poter avere un'opinione, però so che le criptovalute recentemente hanno avuto un collasso piuttosto importante. È il metaverso di cui tanto si parla, secondo te prenderà piede o è una... Metaverso so molto poco, quindi non saprei dire. Del metaverso sì, tutti sappiamo effettivamente poco. Allora abbiamo informazione dei nostri due ospiti online, Gavino si collegherà alle 15:20 e subito dopo sarà collegato anche Davide. Sempre in questo dialogo rispetto al digitale, al mondo digitale, all'uso che ne fate. Parlavamo prima della didattica in aula, loro sono un po' più avanti, anzi sono direi un bel più avanti di altri ragazzi perché ne fanno un uso praticamente quotidiano attraverso l'iPad eccetera. Uno dei problemi o delle opportunità è che attraverso l'uso dell'iPad si può accedere direttamente, immediatamente a contenuti, ok, vuoi attraverso internet, vuoi banche dati o anche siti specializzati, quindi repository di materiale utile. Dall'altro canto bisogna progettare gli interventi. È uno dei, come dire, dei punti dolenti, quello della progettazione didattica, di contenuti fruibili non davanti a una classe con una lavagna dietro un'aula, come dire, attenta, ma bensì bisogna essere capaci di generare contenuti accattivanti da un lato, dall'altro che siano fruibili attraverso strumenti nuovi. È una sfida secondo te? Sì, secondo me è una sfida che la scuola deve assolutamente cogliere perché diciamo la scuola è un ambiente che deve cambiare nella modalità anche di insegnare. Scusate, vedete, ho preso un virus non informatico, ma probabilmente ho preso un virus anch'io. No, stavo dicendo, cioè la scuola sicuramente deve cambiare perché come noi ormai impariamo dagli schermi, dai telefonini, dai computer, un modo di apprendimento molto interattivo. Perciò anche la scuola deve porsi su un sistema più interattivo e più coinvolgente. Scusate, di nuovo. Oggi è così, un po' d'acqua. La bellezza. Veramente. Allora, qui dentro, per chi è a casa, fa molto caldo perché siamo in migliaia qui attorno, per cui è un problema che abbiamo un po' tutti, quindi abbiate pazienza, soprattutto quando si parla molto. Esatto. E quindi dicevi che è una sfida. È una sfida, cioè io penso che sono tante le possibilità. Nel video iniziale abbiamo visto per esempio anche l'applicazione con sistemi VR, visori virtuali, ma a prescindere di tutto il concetto della gamification, cioè rendere l'attività più interattiva e più coinvolgente. Questo non vuol dire banalizzare i contenuti che vengono trasmessi, ma rendere il tutto più, come si può dire, più coinvolgente. Per esempio una cosa con la didattica si sposa molto bene, la didattica, come si può dire, innovativa, è anche il sistema della classe capovolta, cioè far lavorare in primis i ragazzi, gli studenti anche nello sviluppare alcuni moduli didattici, alcuni moduli formativi e poi da questo ripartire con l'analisi e portare avanti anche come si può dire, la materia di studio. Ecco. Cioè bisogna un po' fare una rivoluzione copernicana. Alcune scuole infatti stanno sicuramente già affrontando questa cosa, come ENAIP che stavamo parlando, è una cosa che però sempre più a macchia d'olio dovrebbe coinvolgere un po' tutte le scuole. Ecco, una domanda ti faccio e poi ricoinvolgo i ragazzi. La sfida naturalmente sui contenuti, sull'uso della tecnologia, eccetera. I formatori, tu ne incontri tantissimi perché formi tua volta formatori, contro le aziende, quindi anche i formatori aziendali. Cosa hanno davanti? Un cambio di mentalità solo? Un problema può essere anche di competenze da aggiornare? Ecco, volevo capire dal tuo osservatorio.
Beh, per Ti esempio, riverso un po' d'acqua. Sì, grazie mille, scusate l'età. No, beh, per esempio questa cosa che stai dicendo è molto interessante. Per esempio con ENAIP Friuli è un'altra associazione che si occupa di educazione digitale che si chiama MEC, che è un'associazione friulana. Abbiamo fatto degli interventi nelle aziende di Electrolux in tutta Italia in cui abbiamo trattato anche il tema del benessere digitale. E questo è interessante quando sono anche grandi aziende che riconoscono per esempio come bisogno quello di parlare del tema di cui stiamo parlando oggi, e questo formare adulti, cioè non formare solo ragazzi, perché ripeto il problema non è dei ragazzi, è esclusivamente degli adulti. Oltre a tutti i processi dell'industria 4.0, tutti i processi di digitalizzazione in azienda, per essere anche consapevoli a livello anche sociale di cosa comporta il digitale. E per esempio, ovviamente avendo anche a che fare con classe molto eterogenee, per esempio anche strutturare l'incontro mio stesso in modalità interattiva, abbiamo visto che ha permesso che la gente non si addormentasse, come era legittimo che facesse, quando magari fanno 6-8 ore di formazione, ma che venissero coinvolti. Una banalità, utilizzare un tool come Kahoot, che forse qualcuno di voi conoscerà, un tool che permette di... Siete informatissimi, vedo che tantissimi. Ok, perfetto. Cioè, che cos'è Kahoot? Kahoot è un tool che permette di fare un PowerPoint in cui è possibile fare anche delle domande interattive. Questo è in un modo anche giocoso, che perciò c'è una competizione che risponde in maniera corretta, curando molto bene i materiali, che può sembrare a livello anche di, come si può dire, di costruzione del modulo didattico che occupi molto tempo, perché fare un Kahoot fatto bene, ragazzi, vogliono le ore fatto bene, però una volta che ce l'hai puoi spenderlo più e più volte, e questo è un modo che secondo me formatori, insegnanti dovrebbero prendere in considerazione. Infatti anche per questo anche noi quando facciamo l'incontro di social learning cerchiamo comunque per quanto possibile di essere il più possibile interattivi e di coinvolgere anche le persone che partecipano a formazione, anche se magari facciamo un incontro di 2 ore con 200 studenti o anche online. Cioè si fa il possibile, però al giorno d'oggi, e questo ce lo insegna i social, ci insegna il web 2.0, che adesso siamo al 3 o al 4, che o coinvolgi le persone e le rendi processo attivo nell'apprendimento, oppure hai perso. Cioè il metodo frontale, io spiego, voi prendete appunti, mi ascoltate, poi facciamo la verifica, è un po' sorpassato. Forse funzionava fino a quando ero io alle scuole superiori, adesso bisogna un po' scardinare questa modalità di pensiero. Questo è il sistema. Grazie di questo. So che è collegato Gavino Puggioni, vediamo se... Grande Gavino dalla Sardegna, abbiamo... Eccolo qua. Eccolo qua, grande Gavino. Lo vedete? Sì, perfetto. Ciao Gavino. Ciao Gavino, ci diamo del tu, anche se come è successo con Gregorio, dopo 2 anni di collaborazione online è la prima volta che ci stringiamo fisicamente la mano, quindi avremo occasione in un altro momento. Allora, Gavino Puggioni, che adesso si presenterà, lo farà sicuramente meglio di me, ma subito colpito quando me ne ha parlato prima Davide e poi Gregorio, perché ha fatto diventare un lavoro una cosa che sta diventando una necessità, ma soprattutto, come dire, sta trattando un tema che è quello del corretto uso della tecnologia, tra l'altro diventando un operatore, chiamiamolo turistico, vecchio sistema. Ok, ci presenti, prima di tutto, se cortesemente ci presenti, ci dici cosa fai e perché dovremmo aver bisogno di te. Perché l'altro elemento, noi abbiamo trattato finora, non so se ci hai seguito fin dall'inizio, i temi legati a tutte le opportunità e le bellezze della tecnologia, ma anche, come dire, quelle che possono essere le preoccupazioni. Social learning si distingue proprio per questo, cioè per dare una conoscenza e diffondere la cultura civica digitale, la tecnologia in senso ampio, quindi non parlando solo dei mali, ma in questo caso, nel tuo caso, abbiamo visto che ne hai fatto una professione. Chi sono collegati con noi da casa, giovani e adulti? Qui abbiamo un parterre fatto di tutti 16enni, 17enni e 1 o 2 18enni. La parola a te, Gavino. Fantastico, grazie mille dell'invito e benvenuti a tutti ragazzi. Allora, io sono Gavino Puggioni, appunto vengo dalla Sardegna, da Ploaghe vicino a Sassari, e sono un coach di benessere digitale. Quindi aiuto ragazzi, genitori, professionisti e aziende a utilizzare in maniera consapevole il digitale. Quindi non siamo contro la tecnologia, ma
per un utilizzo che punti a valorizzare i lati positivi e eliminare quelli negativi. E in più ho anche fondato Logout Live Now, che è il primo tour operator digital detox in Europa. Ora, prima di scendere nei dettagli appunto dell'attività, voglio raccontarvi come è nata questa idea, come è nata questa professione, perché arriva da una disavventura. Ora condivido lo schermo. Quindi avete capito che ha trasformato un problema in un'opportunità. Esatto. Vedete lo schermo in questo momento? Vedete le slide? Sì, Eccole qua. Sì, sì. eccole qua, sì, le vediamo Gavino. Perfetto. Ok. Allora, com'è nata questa idea? Dopo la mia laurea in economia del turismo, io mi sono laureato all'Università di Milano Bicocca con un progetto a doppia laurea, quindi ho fatto un anno a Milano e un anno a Mosca, in Russia. Dopo la mia laurea ho deciso di fare il mio primo viaggio in solitaria, quindi a 25 anni sono partito da solo a Cuba e in Colombia per 40 giorni, una scelta un po' estrema. Cosa è successo? Arrivo a Cuba e scopro che non c'è internet come lo conosciamo, quindi la connessione dati nei cellulari. Per collegarti a internet devi andare in una piazza, comprare una tessera che costa €1 per un'ora, collegarti e pregare perché vada veloce, perché vedete quante persone sono collegate in quel momento, quindi è abbastanza lento. In più, arrivare in una piazza e vedere centinaia di persone, immaginate 4-5 volte queste persone col cellulare in mano, fa un certo effetto e già ti porta a riflettere. Purtroppo succede che dopo 5 giorni che ero partito mi viene rubato il portafoglio. Io rimango solo con 50 euro senza contanti e carte di credito e purtroppo è molto difficile a Cuba inviare soldi per questioni legali. Alla fine ho trovato una soluzione con mio fratello e lui mi ha spedito un pacco da Sassari a Bogotà in Colombia, perché mentre andavo in Colombia con una carta con dei soldi. Però io ho deciso comunque di proseguire il mio viaggio anche senza internet, perché mi sono ritrovato a 25 anni da solo nell'altra parte del mondo senza soldi in questo momento così difficile e non potevo sfogarmi sui social, non potevo trovare la soluzione adeguata. Però ho continuato a girare, quindi chiedevo informazioni ai passanti, trovavo passaggi in macchina, scoprivo dei posti che non erano accessibili ai turisti proprio perché questo mi portava a relazionarmi con i locali. In poche parole mi sono goduto il viaggio molto di più. Allora ho deciso, una volta tornato in Sardegna, di avviare Logout Live Now, quindi di unire i miei studi in economia del turismo a questa disavventura e alla Sardegna, che è una terra fantastica, anche perché spesso non prende internet, è una terra molto incontaminata, dove il ritmo di vita comunque è rimasto abbastanza lento, quindi si sposa benissimo con la nostra filosofia. E quindi è nato il sogno di creare il primo tour operator digital detox in Europa. E ora siamo al terzo anno di attività e vi racconto come siamo arrivati qui. In più, parallelamente mi sono appassionato appunto al benessere digitale, quindi non solo fare delle esperienze senza cellulare, bensì, come dicevamo prima, valorizzare i lati positivi del digitale e eliminare quelli negativi. Quindi l'obiettivo poi è migliorare la vita di tutti i giorni. Sappiamo tutti, credo ne abbiate parlato anche prima, quanto influenzi il nostro tempo, la nostra attenzione, le relazioni, la produttività al lavoro, nella scuola. Insomma, ormai tocca tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi ho conseguito il master con Consciously Digital, che è l'unico master al mondo sul benessere digitale riconosciuto dalla Federazione Internazionale di Coaching, durato 6 mesi, e quindi sono diventato appunto un coach di benessere digitale. Ora arriviamo al Digital Detox. Che cos'è il Digital Detox? Sono delle esperienze in cui i partecipanti per 1 o più giorni abbandonano la tecnologia inserendo gli smartphone in una cassetta di sicurezza.
Quindi In una il cassetta cellulare di no. sicurezza. Esatto. Scusa se rido, perché cioè, immagino qui i ragazzi che ti consegnino il cellulare e tu glielo chiudi a chiave. Non ti Esatto, dico e lo le prendiamo facce qui. noi. Mi dico, ma questo è matto. Scusa la confidenza, però cioè, Assolutamente. stare a più di 30 centimetri, diciamo, dal proprio cellulare è, come dire, impossibile delle volte. Scusa se ti ho interrotto. No, 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 prego, anzi. Eh, In realtà, se notiamo, notate questa cosa anche oggi, nei prossimi giorni, non mettiamo mai il cellulare a più di distanza del nostro braccio, quindi in modo tale Esatto. che noi allungando il braccio lo possiamo prendere. Quindi consegnarlo infatti è un rito importante, molto sentito dai nostri partecipanti, anche perché poi lo possono riavere solo alla fine dell'esperienza. Può durare un giorno, come 3 giorni, 5 giorni, 7 giorni, quindi tanto tempo. Allo stesso modo non possono utilizzare TV, computer, fotocamera. Ovviamente noi realizziamo foto e video e poi glieli inviamo. Adesso sulla destra dello schermo vedrete sempre delle foto a girare, sono foto dei nostri eventi che realizziamo noi. Perché facciamo questo? Perché vogliamo che le persone vivano il momento, fotografino il momento con i loro occhi e lo memorizzino con tutte le emozioni correlate. Perché spesso noi arriviamo, ad esempio, a un tramonto, non lo guardiamo neanche, ormai alziamo il cellulare e facciamo le La foto. foto, bravo. Però dopo 3-4 minuti il tramonto è finito. Me lo dice un esperto perché vivendo in Sardegna, qui su questa costa ci sono dei bellissimi tramonti sul mare. E quindi quel tramonto non lo possiamo più rivedere, l'abbiamo perso. Invece, se noi riusciamo a goderci quel momento, magari fare poi 2-3 foto e dopo postarle, perché spesso cosa si fa? Si fa la foto, si posta sui social, arrivano i commenti, devi rispondere e quindi ci perdiamo il momento. Il senso è quello di vivere il momento. Quindi che cosa facciamo all'interno di questa esperienza? Ovviamente pratichiamo tante attività divertenti, come ad esempio kayak, trekking, yoga, quad, laboratori esperienziali e soprattutto seminari di benessere digitale che ora approfondiremo. Tutte le attività sono legate appunto al benessere digitale, non sono fine a se stesse. Lo yoga serve per rallentare per un'ora, per favorire l'introspezione. Io lavoro con dei ragazzi col coaching e loro a volte mi dicono io non voglio pensare, perché se penso divento triste, perché affronto un problema. E quindi magari preferiscono utilizzare i social in quel momento. Facciamo varie attività come laboratori esperienziali, ad esempio laboratorio di lavorazione dell'argilla per fare qualcosa con le proprie mani, provare la soddisfazione, la pazienza. E poi seminari di benessere digitale, come abbiamo detto, un utilizzo consapevole. Quindi io da coach guido il gruppo per tutta la durata dell'esperienza e affrontiamo vari temi sul benessere digitale, anche quello ovviamente dell'utilizzo positivo. Quali sono gli utilizzi positivi dei social, di internet? Coltivare le proprie passioni, magari intorno a voi, nel vostro paese o nella vostra famiglia, le persone non condividono le vostre passioni, potete trovare altre persone in giro per l'Italia, per il mondo, e migliorare, imparare da loro, relazionarvi. Potete anche trovare lavoro da remoto adesso, penso che ne abbiate ampiamente parlato. Sì, ne abbiamo infatti parlato. Guarda, a proposito, finché parlavi mi avevano colpito due cose. La parola emozioni che hai usato e mi ha colpito l'esempio del tramonto, che è con un'emozione lo osservi, ma noi alziamo il cellulare, facciamo la foto e andiamo su Instagram con qualche hashtag. E mi era venuta una domanda, ma chi sono i tuoi clienti, perché sono adesso dei clienti veri e propri, e come ti approcci a loro? Perché guardavo i visi dei ragazzi che sono qui presenti con noi, ti stanno seguendo, ma voi andreste in Sardegna da Gavino? Domanda? Un no? Non so? Un sì? Un sì? Cioè diciamo che dovresti, come dire, attrarli nella misura in cui noi gli mettiamo sotto chiave il cellulare.
come ti rivolgeresti a loro? Allora, intanto, come detto, non ci sono momenti di noia, momenti bui, diciamo. La cosa molto bella dell'evento è che conoscete diversi ragazzi, perché noi organizziamo gli eventi sì con scuole, aziende, quindi persone che si conoscono, ma anche viaggi di gruppo, quindi immaginate che potete conoscere ragazzi, ragazze della vostra età provenienti da tutta Italia e affrontate questa sfida insieme. E credetemi, quando togliamo i cellulari, qualsiasi età dei nostri partecipanti si crea un'atmosfera magica, perché a quel punto devi per forza relazionarti con gli altri e soprattutto hai il 100% dell'attenzione di chi ti sta ascoltando, cosa ormai molto molto rara. Sono Quindi molto ci capita attenti in dopo- quello che stai dicendo, Gavino, perché prima parlavamo proprio di come sì, i social, per esempio, hanno ampliato la possibilità di relazionarsi con più persone, però di fatto alla fin fine, non avendo un rapporto reale, cosa che tu fai riapprezzare le emozioni, la bellezza, lo stare assieme, ma attraverso il gioco piuttosto che i laboratori esperienziali, forse diciamo non ci si si è perso un po' l'abitudine, si è più in relazione con gli altri ma si è un po' più soli. Ecco, questo ne avevamo parlato proprio con Gregorio e anche con Nicolò, che è uno studente qui a fianco a noi, e ci ha parlato anche in maniera importante dell'uso che ne fa personale delle cose. Un'altra curiosità, se non ti ho interrotto su altre slide che dovevi o che ci tenevi di presentare, posso farti un'altra domanda? Sì, puoi fare un'altra domanda, poi Perfetto, poi proseguo. raccogliamo magari una domanda anche dei ragazzi. Quindi un momento di pace, stiamo vedendo delle immagini dove l'aula non è tra quattro mura, cosa che anche noi è il desiderio di tutti i formatori, quelli di rompere i muri dell'aula. Vediamo anche dei momenti di relax, ma quando uno esce dopo questa esperienza, come ti lascia? Con che Allora, parole? intanto alla fine dell'esperienza spesso non rivogliono il cellulare o comunque lo accendono dopo parecchie ore, perché ormai dopo 2 o 3 giorni si sono abituati, e sono molto rilassati, molto contenti. Devo dire che la risposta è molto molto positiva. Potete poi vederlo anche dalle recensioni sui vari canali della nostra azienda. Sì. Noi rilasciamo anche dei questionari pre e post evento, quindi vediamo quali sono le differenze e i benefici. Ci ringraziano tanto e è capitato anche a distanza di 6 mesi, un anno, che ci abbiano scritto dei messaggi, che ci abbiano detto grazie perché sto utilizzando in maniera più positiva i social, mi sento meno No, meno beh, posso disagio, confermare magari- anch'io, Gavino, che ho avuto la fortuna di partecipare a questa Esatto. esperienza. Non è per fare pubblicità, ma è un dato di fatto Mi tieni che la vicino. cosa particolare è che poi non avresti, diciamo, più voglia di prendere in mano il cellulare. Cioè, poi logico, ti serve, devi stare in relazione, però è un'esperienza che non proviamo più nella nostra quotidianità, che è quello di stare effettivamente un paio di giorni senza smartphone. Perciò, anche un po' per rispondere alla domanda di Sandro, penso che il beneficio che effettivamente dà in chi l'ha provato è questo di aver provato a stare un paio di giorni senza. Questo perché, per esempio, anche io, Davide e altri membri di Social Warning abbiamo fatto L'avete l'esperienza a maggio e, concedetemi il termine, è stata proprio una figata, perché bello, divertente, il posto splendido, sei molto attivo, questo è sicuramente vero, però poi hai anche questa dimensione che ti sei riappropriato di uno spazio solamente analogico, solamente offline. Che è da un lato personale, dall'altro di comunità, di relazioni, di collettività, cosa che probabilmente il digitale è quell'effetto, come dire, di solitudine, chiamiamolo così, di riempimento di spazi lasciati vuoti dalle relazioni, che invece, come dire, delle volte ci portano su strade di un utilizzo, diciamo, massivo, ecco, e non finalizzato, non focalizzato. Gavino, ci hai incuriosito veramente tanto. Noi stiamo attendendo adesso, tra qualche minuto si collega anche Davide, e
come sei venuto a conoscenza del social learning? Che era l'altra domanda che mi incuriosiva, perché io ho conosciuto Davide chiamandolo in ENAIP perché avevo visto un articolo che ne parlava. Essendo di Vicenza, cioè quindi vicino a Padova, dove io lavoro principalmente, anche se la rete degli ENAIP è in tutto il nord Italia e non solo, l'ho chiamato e ho detto: senti, guarda, dobbiamo fare un incontro un po' particolare. Avevamo un progetto per sole donne, o meglio, un progetto che parlava delle cosiddette STEM, praticamente sapete, delle discipline scientifico-tecnologiche e matematiche, dove le donne eccelgono quando come dire, le affrontano, però come dire, dovrebbero avvicinarsi un po' di più, soprattutto per certe professioni e certe cose. Da lì ne è nato un rapporto che poi è cresciuto e sta diventando un rapporto anche di interscambio tra di noi, proprio di contenuto. Allora, non escludiamo che una cappatina da te ce la facciamo, perché mi ha incuriosito moltissimo, soprattutto anche la tua storia, da come è nata quella che è diventata di fatto una professione. Ma la cosa che ti faccio, perché adesso sei un imprenditore, qual è stata la cosa più difficile nel trasformare un'idea, cioè un sogno, un'idea, e dargli le gambe? Perché tanti di loro hanno delle idee, prima sentivamo cosa vorresti fare Nicolò, cioè aveva le idee abbastanza chiare, però cosa significa poi mettere a terra queste idee? Assolutamente, sì, forse la parte più difficile è proprio l'inizio, anche perché volendo fare una cosa così innovativa molti ti dicono: ma chi te lo fa fare, ma adesso arrivi tu a farlo, non ce n'è bisogno. Considerate che io ho iniziato a buttare giù l'idea a fine 2018, 2019, quindi è servito, appunto, ho fatto anche delle slide per quello, muovere i primi passi, creare un business plan, fare un po' uno studio di mercato, capire se c'era bisogno. Ovviamente era tutto tempo dopo l'università che io impiegavo per questo, quindi anche un po' le pressioni dei genitori che giustamente dicono: ma perché non ti trovi un lavoro fisso, stabile, magari in banca? Esatto. E poi appunto bisogna interfacciarsi anche con quella che è la burocrazia in Italia. Però sicuramente se si ha un sogno, se si ha forza di volontà, si supera tutto, e una volta superata la fase iniziale poi inizia a ricevere i feedback dai primi clienti, le prime soddisfazioni, perché una persona che ti dice grazie, ho vissuto un'esperienza fantastica, magari ti scrive dopo un anno, vale molto più di qualsiasi bonifico oppure altro tipo di gratificazione. Quindi sicuramente fare un lavoro che ami, per cui provi passione, ripaga di tutto. Infatti si sente Poi, da quello che ovviamente, dici che c'è, di fondo c'è anche una passione per quello che fai, che non sì, è da poco. La nostra mission infatti aziendale è quella di migliorare la vita delle persone, la loro quotidianità, perché poi, come detto, si ritorna a utilizzare la tecnologia, magari i ragazzi sono anche spaventati da questo, si ritorna a utilizzarla però con l'alta consapevolezza. È su una domanda puoi anche non rispondere, ma il caso più difficile che ti è capitato tra coloro che vengono da te, cioè per difficile non intendo naturalmente patologia, medico eccetera, intendo No, certo. quello che ad analizzarlo hai detto come farò, cioè a livello di manager, di giovani, dalla tua esperienza. A livello di partecipanti proprio. Sì, esatto. Sì, allora ho, diciamo, due aneddoti divertenti. Uno riguarda una ragazza con cui abbiamo fatto un'esperienza di un giorno, quindi erano 8 ore, non erano tanti giorni, in cui abbiamo fatto una escursione in barca. E questa ragazza, diciamo, è un po' un influencer su Instagram, quindi posta tanto, fa tante foto, video. A un certo punto non ha resistito più alla tentazione di fare foto, quindi ha guardato dove io avessi messo il mio cellulare. Io mi sono girato a parlare con un altro dei partecipanti, lei ha preso il cellulare e ha iniziato a fare delle foto. Quindi, eppure era un'esperienza di 8 ore, però
vai là però. E da lì magari ritornerà. Sì, no, anzi, lei è ritornata e ha fatto l'esperienza di 2 giorni. Ecco, vedi. Bene, Bello, bene, bello. bene. E in più una manager di un'azienda che ha deciso di fare un team building, erano in 11, però non ha detto niente fino alla fine, quindi ha detto semplicemente salite sul furgoncino, faremo un team building di 2 giorni. Sono arrivati nella location dopo 2 ore di macchina, e lì hanno scoperto che dovevano lasciare il cellulare proprio sul momento, avevano solo 5 minuti, c'erano anche 2 partecipanti con dei figli a casa, quindi insomma è stato molto divertente. Come farò a chiedere se è arrivato a scuola tutto bene, non so, oppure ma sei entrato in aula, ma cosa stai facendo in aula, ma la merendina quando sei... Perché delle volte il cellulare cos'è che fa? Calma le ansie dei genitori, diciamolo, perché siamo così e tendiamo a trasferire o a utilizzare la tecnologia digitale per calmarci un po' dalle nostre ansie quotidiane. Per cui credo che di ansiosi magari qualcuno l'avrai visto, ansioso digitale. Gregorio, visto che conosci e hai, come dire, frequentato l'esperienza con Gavino, cosa ti sei portato a casa da questa esperienza, e i ragazzi qui presenti perché la consiglieresti? Non chiedo all'oste se è buono il vino naturalmente, ma lo chiedo a Gregorio che l'ha assaggiato. Beh, allora, uno è buono il vino, perché il vino che c'è in Sardegna Su è questo... eccezionale, perciò la parte gastronomica si mangia e si beve bene, perciò questa è una cosa che assolutamente consiglio. Insomma, Ma a parte... Facciamo detox solo ragazzi... dal cellulare, tendo a precisare, come dice Gregorio, perché molti ci dicono ma si può bere? No, sì, è un'esperienza, cioè allora, uno è un'esperienza, beh, no, cioè non so quanto conoscete la Sardegna, però è un posto veramente bellissimo. Io la prima volta che andavo anche in Sardegna sono rimasto anche innamorato della regione. Due, vabbè, adesso non è per fare la sviolinata, però Gavino e suo fratello sono 2 persone tremendamente accoglienti e che ti fanno sentire subito a suo agio. E 3 è l'esperienza effettivamente di consegnare il cellulare, metterlo sotto chiave, ma non solo il cellulare, anche gli orologini, quindi qualunque schermo. il tempo, sei senza il tempo si schermo dilata. per 48 ore. E il tempo si dilata, però contemporaneamente fai delle esperienze, perciò vivi anche le esperienze più intensamente. Ed è anche bello vedere le altre persone che magari non so, noi abbiamo fatto una gita con un battello su questo fiume artificiale, ok? È bellissimo in mezzo al verde, e vedere tutte le altre persone col cellulare, e tu ti rendi conto quanto sei più polleggiato e rilassato senza cellulare. Ed è una cosa stranissima, eravamo noi proprio, li vedevi strarilassati e gli altri col cellulare, e hai un po' questo atteggiamento che osservi nelle azioni delle altre persone come sei anche tu, e questo è molto interessante. Ripeto, non è che poi siamo dei luddisti, vogliamo spaccare i cellulari, però poi quando sono tornato a casa, devo essere sincero, ho cominciato ancora di più a utilizzare, a darmi delle regole per utilizzarlo di meno. Poi comunque lo utilizzo ancora tantissimo, il cellulare, videogiochi e quant'altro, però almeno mi cerco di farmi delle esperienze, ma anche una passeggiata, ok? Quando vado a passeggiare fuori casa mia, senza niente, senza neanche gli auricolari, cioè stare e vivere il momento, vivere il presente. E penso che sia questa la cosa molto bella di un'esperienza di questo tipo. Sentiamo Nicolò, una battuta tua Nicolò. Cosa ne pensi di questo? Naturalmente è una cosa, come dire, per noi che siamo un po' stressati lavorativamente, ci andremo domani mattina, ok? Hai sentito anche lui che l'ha fatta. Ma a me interessava capire... Gavino ha fatto una cosa per me bellissima, che auguro a tutti voi ragazzi, cioè quella di trasformare un sogno in una realtà, qualcosa di proprio. Come ti vedi? Non so, ne parlavamo anche prima, da grande cosa vorresti fare, ma faresti l'imprenditore del digitale come ha fatto Gavino, che si è trovato suo malgrado in una situazione a Cuba, che tra l'altro dovevo essere presente anch'io 20 giorni fa là, ma mai mi sarei immaginato di quel problema di cui mi hai informato adesso. E, non so, tu hai un'idea di impresa, non so, ti vedi... Prego. Non ho idee particolari da sviluppare, quindi non penso di diventare un imprenditore su questo ambito, anzi in generale non penso di diventare imprenditore.
però è un progetto molto bello e cioè, molte persone potrebbe rendere utile questa cosa. Bene, quindi è gradito, come dire, un giretto in Sardegna da Nicolò e anche dai ragazzi. Ragazzi, cosa ne dite di questa esperienza? Vi piace? Sì. Ok, bene, quindi praticamente l'esperienza la farebbero, magari la organizziamo. Adesso abbiamo il collegamento con Davide dal Maso, che dovrebbe essere, ce la fa? Dici? Scusate che sento... Ah, ok. Ok, cerchiamo di metterci in collegamento e poi lasceremo lo spazio anche alle altre colleghe che adesso sentiamo se il collegamento, se c'è difficoltà, perché era impegnato anche lui in un'attività a New York per lavoro e adesso sentiamo se si collega. Se c'è tempo posso dire un'ultima cosa? Sì, vai Gavino, di pure. Vai Gavino, anzi. Grazie. Volevo anche sottolineare la bellissima esperienza con Social Warning, perché io sono anche volontario formatore di Social Warning, appunto, e andare nelle scuole, incontrare centinaia di ragazzi della loro età, poter sensibilizzare sull'argomento è veramente una cosa fantastica e molto gratificante, quindi merito di Gregorio e Davide. Ma per curiosità, questo te l'ha chiesto anche Sandro prima e sono curioso anch'io, perché non lo so, tu com'è che hai scoperto Social Warning? Social Warning tramite un amico, tramite Giovanni, che è un ragazzo sardo che ne faceva parte da prima, però poi aveva lasciato perché non riuscivano bene a iniziare in Sardegna a coinvolgere le scuole. Quindi tramite lui ho saputo di Social Warning. Poi tra l'altro è capitato, ecco, come abbiamo lasciato il rapporto, che durante la pandemia tutti hanno iniziato a fare le dirette su Facebook, Instagram. Allora anch'io volevo fare una diretta con Social Warning, appunto ho fatto una diretta con Gregorio e da lì è nato la collaborazione. Assolutamente. No, tra l'altro anche in Sardegna tu hai incontrato un sacco di scuole e questo è stato interessante. Ma per esempio su questo anche la domanda, visto che dici che fai anche, appunto, sei anche coach sul tema del benessere digitale, per esempio secondo te in questo momento storico che stiamo vivendo nelle famiglie è percepito come, cioè viene percepito come problema digitale oppure no? A che punto siamo anche dal tuo osservatorio, perché noi magari abbiamo un osservatorio qua nel nord-est dove siamo adesso, ma in Sardegna tu come rilevi la situazione? Il digitale è percepito più come un'opportunità o come un rischio? Entrambe, diciamo che a differenza del pre-pandemia è cambiata molto la concezione, soprattutto i genitori dei ragazzi adolescenti adesso magari sono un po' preoccupati. Quindi viene vista sia come opportunità che come minaccia. Sicuramente è fondamentale sensibilizzare soprattutto i genitori, credo, perché spesso non hanno idea neanche di quali sono i posti che frequentano i figli, magari le varie piattaforme Twitch, Discord, che sono anche piattaforme molto interessanti, però come loro ricevono solo poche notizie su questo, magari lo vedono con una reputazione negativa. Sicuramente il genitore dovrebbe esporsi di più, parlare con i ragazzi, capire che piattaforme frequenta, perché colmare un po' il gap di cui tu Sì, molto interessante. Stavo guardando il cellulare non per abusare, ma per capire con Davide se riesce a collegarsi, quindi perdonatemi se mi avete visto online come dire, ad armeggiare col famigerato cellulare. Diciamo bene, razzoliamo male. Esatto, ecco, una cosa che mi che... si è rovinata la vita, perché i miei amici ogni volta che tocco il cellulare mi fanno a pezzi, quindi... immagino, ma come? Perché soprattutto i ragazzi noi diciamo sempre che dobbiamo dare il buon esempio si dà dichiarando delle cose, ma poi essere coerenti con quello che si fa, o meglio che si dice. Davide non mi ha ancora scritto, quindi probabilmente avevamo riservato proprio il periodo questo, non so se
chiamarlo o diciamo chiudere qui, meno che facciamo l'ultimo giro di domande, aspettiamo qualche minuto e poi vediamo se riesce a collegarsi. Però vorrei interagire un po' con da New York. Davide. Ciao Davide, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao Davide. Ti davamo per disperso, o meglio, Sì, ho sentito, sappiamo che sei a New York, ma ci stavamo domandando, ma ci sarà o non ci sarà? Bene, benvenuto Davide, ecco qua ragazzi, Davide Dalmaso, prima ti avevamo, come dire, annunciato e nel frattempo abbiamo dialogato sia con Gavino, naturalmente con Gregorio e con Nicolò, che è il nostro allievo, studente qui del settore informatico. Qui davanti a noi abbiamo una ventina di ragazzi che sono qui seduti e migliaia di altri, che quindi può essere che ti ritorni dal microfono un po' di rumore di fondo. E quei ragazzi che frequentano il settore informatico digitale del centro di Verona, loro fanno un uso importante perché sono all'interno di un progetto della Apple, ok, del tablet, ma anche della fruizione di contenuti utilizzando proprio gli apparati, diciamo gli strumenti digitali, quindi non solo l'iPad ma anche altri strumenti. Quando Gregorio nominava o citava alcuni programmi riguardo alla programmazione, alla progettazione di contenuti, loro annuivano perché li conoscono. Ti ho descritto in maniera molto breve, ecco, chi sono i ragazzi, che sono tutti tra i 16, 17 e 18 anni. Allora ragazzi, Davide Dalmaso è il fondatore del social warning, di questa associazione che vi dicevo, che ormai ha quasi 200 associati, Sì, siamo anche 200 oltre. associati che incontrano giovani come voi per, come dire, parlare del digitale, di farne un uso corretto. Se vuoi presentarti Davide brevemente, e soprattutto siamo tutti curiosi di capire, ma perché sei a New York, che forse in Sardegna si stava meglio? E Gavino sorride naturalmente. Non c'è dubbio che in Sardegna si sta meglio, ma fra un po' raggiungo Gavino. No, comunque, vabbè, ciao ragazzi, ciao a tutti. Come annunciato un po'. Se vuoi alzare un po' la voce, scusa Davide. Mi sentite meglio? Alzo? Vai. Sì, un pochino sì. Ok, quindi sì, mi occupo della parte digitale e di giovani, no? A 360, sia al lato no profit, che avevano già dell'associazione, che avevano già descritto, sia nel lato più lavorativo, ovviamente. E se devo darvi proprio due miei consigli su anche due spunti comunque su questo tema, sul tema del digitale, un punto per me che è stato chiave quando ho finito le superiori e mi sono affacciato al mondo del lavoro è stato quello di cercare un canale che mi permettesse di esprimere quelle che erano le mie prime competenze, ovviamente, e poi di accrescere un po' tutto quello che anche le competenze, anche le capacità stesse che stavo sviluppando. Un po' più piano, ma sì. Ma alzi la voce. Ah sì, è vero, porca miseria. Vai, alzo io. E quindi io semplicemente a quel tempo, avevo 19 anni, ho trovato in LinkedIn il canale per me giusto e dovendo affermarmi un po' come professionista del mondo social, di social media, ho fatto una cosa abbastanza semplice seppur strutturata, ovvero ho iniziato a pubblicare ogni giorno un post su LinkedIn alle 18:30. Avevo scelto l'orario perché secondo me era tipo l'orario in cui le persone finivano il lavoro, quindi erano anche più attente a leggere un qualcosa, perché quando si guarda il tema social effettivamente non si dovrebbe pensare soltanto a quando più utenti sono online, ma quando più utenti hanno l'attenzione per ascoltarti, no? E questa è una cosa importantissima a livello marketing anche. E alle 18:30 pubblicavo questo consiglio su come usare i social in modo efficace o in modo etico, corretto, consapevole. E sì, che ho fatto questa cosa per 570 giorni consecutivi, che è stata effettivamente una bella impresa, perché semplicemente prendevo dei consigli, andavo a corsi, leggevo dei libri, eccetera, riassumevo tutti i vari concetti che prendevo in 2 o 3 righe di consigli.
e queste 2 o 3 righe si sono trasformate poi in una lista che aggiornavo e ogni giorno alle 18:30 pubblicavo. Sta di fatto che questa cosa mi ha permesso poi di essere una costanza da paura che non mi aspettavo neanche io sinceramente, ma ho veramente dei ricordi che anche da mia nonna a Natale ho pubblicato alle 18:30 il consiglio, quindi mi collegavo a LinkedIn, mettevo la sveglia pochi minuti prima e pubblicavo sta cosa, perché non c'era l'automatismo per pubblicare, non so, forse adesso c'è per LinkedIn, ma al tempo assolutamente non c'era. E quindi ho avuto questa costanza, vuoi non vuoi, e così facendo mi hanno notato i primi 2 o 3 clienti, l'Università di Padova, poi ho conosciuto delle persone della regione Veneto, con cui dopo ho conosciuto Sandro, e vedete, cioè, dopo è stata, vuoi non vuoi, anche una serie di connessioni e di network che si è costruito, e LinkedIn è lo strumento giusto per farlo. E da quel punto lì, tra l'altro, io ho conosciuto una serie di persone che poi sono diventati formatori volontari del movimento, e io, usando LinkedIn, veramente sia in quella fase lì sia successivamente, ho conosciuto tanta gente. Cioè, io semplicemente, se vedo un giovane che vedo essere brillante, io su LinkedIn gli scrivo per vedere cosa fa, come fa le cose. Penso Gavino più o meno l'ho conosciuto così, adesso non ricordo se gli ho scritto su LinkedIn o su Instagram o viceversa, ma stessa dinamica. E quindi il mio consiglio è trovate magari anche un posto dove voi non vuoi esprimere anche quello che avete imparato a livello di competenze, che non devono essere i consigli su come programmare i software della NASA, possono essere cose anche molto semplici, che però per una persona che non ne sa niente di quel tema lì è comunque un consiglio utile. Grazie Davide intanto per questo spaccato che ci hai dato. L'altra domanda era: perché sei a New York? Non per farci i fatti tuoi, ma anche no, scherzo, dai. No, beh, rispondo volentieri. Diciamo che per me questa esperienza qua di New York, da un lato sto facendo degli incontri di lavoro, ma non tanto per trovare un lavoro, perché io fortunatamente lavoro con le aziende italiane sul lato social e digital, quindi non sto cercando un lavoro fisso qua, per la verità. Però sempre con questa ottica di networking, di fare rete, di conoscere persone interessanti. Da un lato, quando incontro, ad esempio, devo andare a incontrare la responsabile America di un grosso gruppo di scarpe famoso, devo incontrare quella responsabile comunicazione di Pirelli della parte del Nord America, quello di Starbucks, eccetera, eccetera. Devo incontrare una serie di persone. Perché lo faccio? Semplicemente per aprirmi la mente e creare delle connessioni utili. Adesso io sicuramente non andrò a lavorare come social media in Starbucks domani, ma chissà un giorno se questa qua che ruolo avrà e io che tipo di anche volontà avrò nella mia carriera. E allo stesso tempo parlare con persone da un'altra parte del mondo ti fa capire anche la loro percezione, il loro modo di approcciare il business e anche la parte di no profit, perché farò anche parecchi incontri di associazioni simili al social warning qua. E quindi mi sento di riassumere il tutto un po' sempre per network e per aprirmi la mente, perché finché è brutto da dire, ma finché stavo a Vicenza certe opportunità di connessioni non sono facili da avere, no? Perché le persone... Davide, hai detto una cosa: aprirmi la mente, cioè nel senso avere orizzonti ampi e come dire, e attraverso il networking, le relazioni, vedere di crescere personalmente e professionalmente, e da lì un po' come ha fatto Gavino, che ha preso lo zaino e ha detto: prima di entrare nel mondo, che ne so, del lavoro eccetera, vado a fare questa esperienza. Ecco ragazzi, io volevo chiedervi una cosa: ma un'esperienza a New York ve la fareste voi? Cioè, nel senso, vedo tutti che Sardegna e New York mi pare che vadano per la maggiore, ma al di là... Colombia non so. Scusa Gavino che non Colombia ti ho... non so. Sì, esatto, tu sei Cuba, Colombia, cioè un po' anche il tour. Prossima gita Andrebbe ENAIP, New York e Sardegna. Esatto, una gita a New York e Sardegna magari
la possiamo proporre, perché noi abbiamo un'associazione tra l'altro che si chiama Fuori Classe, di cui tutti i nostri ragazzi ne fanno parte, e mira proprio a questo, a far fare delle esperienze, delle attività al di fuori dei muri dell'aula, ed è un po' quello che un po' tutta la nostra organizzazione sta cercando di far fare ai ragazzi attraverso magari lo sport, la cultura e anche esperienze assieme aggregative come quelle di cui avete parlato. Ragazzi, ma secondo voi, adesso voi state chiudendo un percorso, faccio una domanda diretta a tutti, vi avevo detto che qualche domanda ve la facevamo, o io o Gavino, anche quasi quasi vi farei fare una domanda dal vostro compagno di classe, ma ho paura che domani mattina poi gliela fate pagare, meglio di no Nicolò, la faccio io. Allora, una domanda che volevo farvi era questa. Allora, voi adesso state finendo un percorso, avete sentito sia Gavino che Davide, che cominciando, Davide è anche stato docente in un centro di formazione professionale, quindi anche una persona che conosce la nostra realtà. La domanda che volevo farvi era questa, ma per voi come vedete lo studio? Ma adesso vi dico il perché, come lo vedete lo studio? Bene, male, mi basta solo questo. Scusa? Ah, ecco, vedi, mi hanno detto bene uno, un altro ha detto male perché il metodo rischia di essere vecchio, quindi perché tu fai un'esperienza col digitale. Prova a pensare chi non ha possibilità di farlo. E quanto il viaggio non digitale vivo, dal vero, vi potrebbe dare un'opportunità di aprire la mente. Ecco, me l'hanno detto, stai dicendo una cosa scontata, da boomer per capirci, Certo che ci piace viaggiare, vero? Bene. Allora, con queste parole io volevo lasciare un'ultima battuta a te e poi do un compito a Nicolò di salutarci un po' tutti. Se non avete altri interventi da fare, parlo soprattutto a voi due che siete più lontani rispetto a noi, che possiamo magari dialogare fuori onda, prima di salutarci. Non so, Gavino? Sì, parlando di viaggio e di studio, mi sentirei dare il consiglio di viaggiare continuamente, però viaggiare appunto con la mente aperta, perché molti viaggiano con la mente chiusa, alla fine si ritorna uguali. Invece come fa anche Davide, come è capitato anche a me, quindi aprire la mente per tornare migliori sicuramente. E poi studiare, perché ormai col mondo del lavoro che c'è adesso dobbiamo studiare ogni anno, perché tutti dobbiamo aggiornarci, imparare cose nuove e stare al passo. Perfetto. Tu Davide, dal tuo osservatorio newyorkese? Ma sicuramente una cosa che io avrei voluto fare di più alle superiori e anche successivamente ho tentato di implementare è io per dire una cosa che faccio un corso all'anno diverso da quello che so fare, quindi ogni anno faccio un corso che non c'entra niente, ho fatto quello di sommelier per dire, ho fatto quello di imparare il cinese, ho fatto robe anche che vedi sconnesse, natura marina e sub, cioè ho fatte cose totalmente diverse che mi hanno portato anche fuori da mia comfort zone, anche di competenze, no? Perché spesso si parla di comfort zone proprio fisica, ma anche sul tema delle competenze, perché io veramente non sapevo niente di... Quindi mai finito di imparare, Davide, giusto? Sì, mai cioè, fermarsi. perché prendi spunti da una cosa che è molto distante e sicuramente torni migliorato. L'ultima battuta a te. Niente, la mia battuta è quella di non mollare, di crederci alle cose, cioè, che può sembrare una roba motivazionale, però anche il discorso dell'imprenditoria, il discorso di anche osare, provateci, cioè non pensare che il sogno sia troppo grande, perché anche Gavino e Davide sono persone normalissime, cioè non è che provengono da ambienti che sono dei privilegiati. Anche io e tanti ragazzi che fanno anche parte del social warning, semplicemente a crederci e a provare anche a chiedere, hanno potuto anche realizzare il loro sogno o essere una strada che gli permetterà probabilmente di realizzarli. Bene Nicolò, abbiamo questo compito, hai il compito di salutarci un po' tutti, quindi Gavino, Davide, noi, fallo a modo tuo, e con questo chiudiamo la trasmissione
e diamo spazio poi agli altri. Volevo ringraziare Gavino e Davide per le esperienze che ci hanno raccontato, sono state molto interessanti e anche istruttive. E andresti in Sardegna a New York? Sì, sì. Ecco, benissimo. Grazie a tutti, Grazie. grazie dell'applauso ragazzi, e al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Wake up from a daydream